Amici di Radio Veneto Agricoltura, benvenuti a questa nuova puntata da Mimovita. Vedete sullo schermo la simpatica faccia del dottor Sandro Cruciani. Il dottor Sandro Cruciani è direttore centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat, l'Istituto di Statistica Nazionale. Perché l'abbiamo disturbato? È molto semplice, perché da lunedì scorso è partito il censimento in agricoltura, per la precisione il settimo censimento in agricoltura, che è ovviamente organizzato e realizzato dall'Istat e che fino a ieri si teneva ogni 10 anni. Ci sono molte novità, allora benvenuto innanzitutto dottor Cruciani. Grazie. Ecco, allora cominciamo a analizzare le novità di questo settimo censimento. Ripeto che prima si faceva ogni 10 anni, quindi in teoria si è cominciato 60 anni fa. Ora invece ci sono delle nuove regole, anche perché l'Unione Europea ci detta alcuni passi, vero? Sì, esattamente, però mi permetta prima di ricordare l'importanza di questo censimento, sia dal punto di vista delle informazioni che noi andremo a raccogliere, perché è un momento, diciamo, di sintesi di tutto il mondo agricolo. Noi, attraverso questo censimento conosceremo molte informazioni sulla struttura, non ovviamente sulla produzione, ma sulla struttura delle aziende agricole e quindi sulla struttura delle nostre unità produttive, quindi che occupazione dei suoli, che occupazione in termini di lavoro, come vengono condotte, con che macchinari, quali tipi di allevamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo lo dico perché, mi scusi se le rubo questi secondi, perché deve essere anche un momento in cui motiviamo i nostri agricoltori, i nostri operatori a partecipare a un momento che è di vitale importanza per la conoscenza del nostro paese, del mondo agricolo e soprattutto anche per finalizzare meglio le politiche che si fanno su questo comparto, quindi questo comparto economico che sta avendo anche un certo clamore dal punto di vista della crescita, dell'interesse, soprattutto nelle nuove generazioni. Sì, certo, infatti questo era quello che sicuramente andremo un attimino a sviluppare nella nostra piccola chiacchierata. Era però così l'interesse, finalmente non si parla solo di Covid, ma mi sa che anche questa fotografia che voi scatterete in questo periodo dovrà tenere conto anche di questa emergenza. Però diciamo ci sono delle novità, allora vediamole queste novità, perché sono novità importanti anche per il vostro lavoro. Per esempio, come raccoglierete questi dati? Allora, la raccolta dei dati, che è una delle, diciamo, delle fasi più delicate di ogni indagine statistica, avverrà attraverso, intanto, con l'eliminazione totale del supporto cartaceo. Tutti i questionari sono in forma digitale e che quindi c'è ovviamente un grosso risparmio dal punto di vista sia del fastidio statistico, tra virgolette, che rechiamo ai nostri intervistati, sia ovviamente un risparmio in termini di finanziari, monetari. E l'altra grossa novità è che si svolgerà attraverso una multitecnica. Allora, i nostri produttori agricoli, le nostre aziende agricole hanno tre possibilità, anzi addirittura quattro possibilità per compilare il questionario. La prima è quella più facile e immediata, attraverso il web. Nella lettera che hanno ricevuto i nostri intervistati c'è un'utenza, una password, un ID e una password che gli consente di compilare online il questionario in maniera molto semplice, guidata e assolutamente in maniera assolutamente trasparente. Invitiamo anche ovviamente a quelli che non si ritengono azienda agricola, ma che magari hanno soltanto un terreno o che non hanno coltivato, o che insomma diciamo stanno in quella fascia diciamo un po' meno definita dell'agricoltura, cioè coloro che producono fondamentalmente per autoconsumo, possono tranquillamente
compilare questo questionario in maniera rapidissima, non gli verrà chiesto niente di più di quello che è, diciamo, informazioni assolutamente di base. La seconda linea, diciamo, seconda modalità di rilevazione è quella ovviamente telefonica e che si può svolgere in due modi. O l'agricoltore chiama un numero verde e verrà richiamato per svolgere l'intervista, quindi su appuntamento sostanzialmente, un appuntamento telefonico, oppure verrà chiamato attraverso una società telefonica che è stata incaricata dall'Istat attraverso un bando pubblico, è stata incaricata di fare tutta una serie di interviste sempre via telefono. La terza modalità, che poi rappresenta anche una delle principali innovazioni di questo censimento, è che siamo riusciti a mettere in campo una rete estremamente capillare, estremamente competente sul territorio, che è quella dei centri di assistenza agricola. Come sapete, i centri di assistenza agricola sono dei soggetti che svolgono per conto diciamo di Agea o degli altri organismi impagatori tutta una serie di funzioni, tra cui quella famosa della tenuta del fascicolo aziendale, ma anche quella della compilazione delle domande per gli aiuti agricoli della politica agraria comunitaria e tutta un'altra serie ovviamente di servizi e competenze che hanno per tutto quello che riguarda le incombenze che ha il mondo agricolo. Qui mi permetta, qui una grossa mano allora ve la danno le organizzazioni professionali agricole, i sindacati agricoli. Assolutamente sì, non sono solo i sindacati agricoli, che possono fare riferimento anche ad associazioni di categoria oppure altri o soggetti privati. È un mondo abbastanza variegato, ma è un mondo molto capillare sul territorio e che soprattutto ha un contatto diretto con il produttore agricolo, con l'azienda agricola e che quindi c'è anche, diciamo, una sorta di rapporto fiduciario, il che dovrebbe aiutare ovviamente a sveltire le operazioni censuarie, compilarle in assoluta correttezza e soprattutto garantire appunto una copertura abbastanza totale, quasi totale. Certo, certamente. E la quarta opzione qual è? No, diciamo, la quarta opzione erano le due possibilità telefoniche, cioè o il produttore chiama e prende un appuntamento sempre per l'intervista telefonica o viene chiamato direttamente attraverso, cioè in realtà sono tre, però una di queste tre aveva due possibilità. Allora, la rilevazione riguarderà 1.700.000 aziende con diffusione capillare che coinvolgerà anche le realtà piccole e fuori mercato. Quello che ci interessa è che nell'occasione uno specifico focus informativo valuterà pure l'impatto del Covid-19 sulle aziende del comparto. Quindi che cosa chiederete in merito? Beh, ovviamente chiederemo che impatto ha avuto, ad esempio, sulla forza lavoro, sulla produzione, sulla vendita, anche sulla gestione complessiva dell'azienda, quindi anche il fatto di poter, che ne so, ad esempio, potersi muovere, potersi spostare. Molte aziende hanno ovviamente terreni fuori dal proprio comune, oppure con riferimento ovviamente alla disponibilità di forza lavoro insomma, diciamo tutte le problematiche che hanno riguardato a molte delle aziende e delle imprese italiane, non solo quelle agricole ovviamente. Certo. Dietro di lei vediamo, diciamo, il layout che questo settimo censimento nazionale proporrà, ecco, quindi voglio dire una campagna importante anche perché poi dopo immediatamente deve essere riconoscibile e avete messo a punto anche uno slogan: se ti facciamo domande è perché meriti risposte. Sì, sì. Questi sono i nostri creativi, quindi Perché le risposte vanno sì a tutto il paese, ma
ovviamente anche al mondo agricolo, è il primo ad essere interessato di sapere chi è, cos'è, dove va. E questo è il primo obiettivo di questo censimento. È il primo obiettivo perché, come dicevo prima, è importante. Allora, il mondo agricolo è un mondo in continuo movimento, sicuramente ha dei confini, tra l'altro, tra azienda e impresa familiare molto labili, molto difficili da fotografare con precisione spesso. Quindi è importante che noi rileviamo queste informazioni nel miglior modo possibile e soprattutto le restituiamo al Paese che per chi ovviamente sia chi deve fare analisi, approfondimenti, studi, ma soprattutto a chi imposta delle politiche. La conoscenza del nostro mondo agricolo è determinante per fare delle politiche efficaci, no? Efficaci sia sul territorio sia dal punto di vista settoriale. Quindi noi abbiamo, diciamo, c'è intorno a noi grande attesa tra gli operatori, tra il Ministero dell'Agricoltura, l'Agea e quanti altri, insomma, tutti gli operatori che si occupano del mondo agricolo. C'è molta attesa, stanno attendendo molto con ansia, diciamo, i risultati di questo censimento che, ricordiamo, è partito giovedì scorso, è alle prime battute e si concluderà la fase di rilevazione dei dati, si concluderà a giugno di quest'anno. E poi, diciamo, è previsto, se riusciamo a mettere, diciamo, un po' a spingere sull'acceleratore, è previsto il rilascio delle informazioni entro marzo del 22. Ecco, poi i prossimi censimenti quando saranno? Ecco, i prossimi censimenti partiranno ovviamente da questo. Diciamo, questo rappresenterà l'anno zero dei censimenti che noi chiamiamo permanenti. Allora, l'Istat, diciamo, negli anni scorsi ha un po' rivoluzionato la logica dei censimenti, perché, come voi forse sapete, ad esempio, il censimento della popolazione è diventato annuale, ha una ciclicità annuale e non più decennale come in passato. Quello delle imprese e delle istituzioni anch'esso ha una ciclicità triennale per le istituzioni, annuale per le imprese. Quindi, diciamo, ci siamo spostati da un censimento, diciamo, tradizionale in cui diciamo, si andavano a intervistare tutte le unità e si chiedeva a tutte le unità di rispondere, unità statistiche ovviamente, siano esse le famiglie, siano esse le imprese. Siamo passati da una logica di questo genere a una logica, diciamo, di censimenti permanenti. Quindi anche l'agricoltura, al netto di questa occasione, che è un'occasione, diciamo, di tipo tradizionale, quindi perché, come dicevamo prima, era sotto regolamento europeo, a partire da questa diciamo, sessione di censimenti, il censimento si trasformerà in permanente. Senta, dottor Cruciani, mi tolga una curiosità. È il primo censimento che fa in agricoltura lei? Sì. Perché appunto volevo invece chiederle se lei, appunto non essendo il primo, se vedeva già qualche trasformazione nei dati, ecco, che ha visto in questi anni, ma se è il primo, allora anche per lei è una novità assoluta, ecco. Per cui però lei prima ci diceva che vi aspettate molto dall'agricoltura, perché l'agricoltura sta diventando sempre più presente, è un settore economico importante, ma soprattutto vede i giovani interessati. Lei dice questo perché avete già dei dati magari rilevati da altre statistiche? Sì, guardi, abbiamo delle indicazioni, ovviamente. Il censimento è tutta un'altra questione, ovviamente è un concetto esaustivo, cioè dà delle informazioni esaustive. Dalle altre indagini di tipo sempre sul mondo agricolo che l'Istat svolge, che noi svolgiamo, accanto a quella censuaria, ovviamente, ci sono segnali di grande trasformazione. È evidente che stiamo ancora parlando di un mondo molto parcellizzato. La quantità di piccole realtà è ancora molto ampia. Quindi diciamo che non ci aspettiamo grossi sconvolgimenti rispetto al passato, però è sicuramente dei segnali li stiamo già cogliendo attraverso altre indagini. Ad esempio,
la riduzione dell'età media, dei conduttori agricoli che sta leggermente diminuendo, segno che c'è un minimo di ricambio generazionale e che forse c'è anche più attrattività da parte del mondo dei giovani. L'altra cosa è che stiamo cogliendo anche da indagini, ad esempio, sui prodotti di qualità oppure dall'indagine sugli agriturismi, che è un settore in continua evoluzione, ci si sta muovendo, gli agriturismi si crescono in termini sia di numero sia di estensione. Ovviamente ancora non siamo riusciti a valutare in pieno l'effetto del Covid di questo anno su questo comparto, però diciamo segnali di innovazione ne abbiamo moltissimi. Quindi è sicuramente un settore di grande interesse e sicuramente estremamente dinamico. Diciamo sta un po' rivoluzionando un'idea, insomma, del passato che vedeva un po', come dire, un settore abbastanza arcaico, no? Certo, allora lei conferma quello che noi diciamo sempre, che diciamo che i conduttori, come li ha chiamati lei, sono passati e stanno passando da contadini a imprenditori agricoli, certamente. Senta, allora noi ci permettiamo di darle appuntamento in autunno, sostanzialmente, quando probabilmente forse già qualche analisi voi sarete riusciti a svolgerla sui dati che riuscirete a rilevare, in modo tale che così vediamo un po', ecco, una fotografia un po' più precisa. Adesso è sfocata, allora l'avremo più precisa, spero. Sì, adesso non abbiamo proprio la fotografia, quindi stiamo accendendo la macchinetta fotografica, diciamo. Tra l'altro volevo appunto dirle, proprio rispetto a questo concetto che lei diceva, che si passa da contadini ad imprenditori agricoli. Noi quest'anno in questa sessione abbiamo puntato molto sulla componente internet, sulla possibilità che l'agricoltore si possa collegare e compilare in maniera autonoma il questionario. Quindi abbiamo già dei buoni risultati, cioè dopo 5 giorni, 4 giorni di rilevazione sono già più di 10.000 le aziende agricole, i contadini, gli imprenditori agricoli che si sono collegati e hanno compilato il questionario. Quindi questo è un buon segnale, Certo. un buon viatico per i prossimi mesi. Certo, questa è una notiziona, perché se qualcuno pensa che il mondo agricolo è un mondo statico che vive solo di ricordi, io penso che si sbaglia molto e probabilmente questa rilevazione lo certificherà. Allora, grazie a Sandro Cruciani, il direttore centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat, dell'Istituto Nazionale Statistico. Ovviamente gli auguriamo buon anno e buon lavoro. L'appuntamento con Radio Veneto Agricoltura è da Mimmo Vita e a domani, arrivederci a tutti. Grazie a voi.